Ben ritrovati a tutti, cari amici che ci seguite sulla Tenda TV e su Radio Palazzo Carli. Ci ritroviamo in questo secondo appuntamento della rubrica Storie nella Storia, in cui vogliamo conoscere le storie di alcune vocazioni della nostra diocesi che contribuiscono a fare la storia della nostra Chiesa e in qualche modo anche a fare la storia dell'umanità. Dopo aver conosciuto la vocazione del prete diocesano attraverso la testimonianza di Don Insivaldo, oggi è il turno di una donna, Erika Fregonese, suora Erika Fregonese, originaria di Motta di Livenza, che ha fatto una scelta particolare, quella del monastero. Vive nel monastero benedettino di San Luca a Fabriano. Scrive Papa Francesco nel messaggio per l'annuale giornata di preghiera per le vocazioni. Dice un proverbio dell'Estremo Oriente: un sapiente, guardando l'uovo, sa vedere l'aquila. Guardando il seme, intravvede un grande albero. Guardando un peccatore, sa intravedere un santo. E continua il Papa: così ci guarda Dio. In ciascuno di noi vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera instancabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene comune. Ascoltiamo insieme come Erika, suora Erika, ha scoperto questa potenzialità che Dio le aveva donato e la sta mettendo a servizio della Chiesa, del Signore, attraverso la vocazione monastica. Ciao a tutti, io sono Erika, sono nata e sono vissuta a Motta di Livenza, sono una monaca benedettina e da circa 10 anni vivo qui a Fabriano, nelle Marche, in un monastero di clausura. Mi è stato chiesto di fare questo video e di rispondere a delle domande, lo farò molto volentieri, e sarà un video per così dire itinerante, tra virgolette, perché vorrei anche farvi vedere qualche squarcio del monastero in cui vivo. Il mio monastero è un monastero del 1400, molto bello, grande, ricco di storia, e quindi sono contenta di poterlo far vedere un pochino. La mia vita è una vita regolata, siamo delle monache di benedettine e la regola di San Benedetto, ora et labora, è quella che seguiamo. La mia vita è veramente una vita regolata, nel senso che tutti i momenti della giornata sono regolati. Il lavoro, la preghiera, i servizi, lo studio hanno dei momenti ben precisi in cui devono essere fatti. La mia giornata inizia alle 5 con la prima preghiera fatta in coro, l'ufficio divino, e termina alle 20:30 con la compieta, e in mezzo a questi due grandi momenti di preghiera ci sono appunto altri momenti, come vi ho detto, ben precisi. Quindi appunto la mia vita è una vita regolata, molto intensa. Vi assicuro che alle 20:30 alla sera si arriva veramente stanchi, anche perché ci si sveglia alle 5. Questa che vi faccio vedere è la cosiddetta stanza della portineria, è la stanza dove gli ospiti che accogliamo, che vengono in monastero, vengono appunto accolti. Mi si chiede che cosa significa fare la storia. Per me la storia non vuol dire fare cose grandi o essere persone importanti. Per me ciò che determina la storia è il ricordo, l'essere ricordati, il ricordare. Si può essere ricordati per delle cose buone che si è fatto, o si può essere ricordate per delle cose cattive, negative. Io credo che fare la storia per me è intessere relazioni importanti, che durano, relazioni che sappiano rimanere,
magari anche ci possono essere anche degli screzi, ma che si possano ricucire. Sembra assurdo, io sono una monaca di clausura e quindi separata dal mondo in qualche modo, ma uno dei pilastri fondamentali della mia vita è appunto la relazione con le mie consorelle, la relazione con gli ospiti che ci vengono a trovare e soprattutto la relazione con l'altro, con la A maiuscola, con il Signore. Quindi l'essere in relazione, secondo me, è ciò che ci determina, ciò che ci fa essere uomini e donne veramente vive. Quindi fare la storia per me è avere relazioni buone, vere, solide. Se io fossi un ricamo, a quali fili non rinuncerei? Beh, innanzitutto bisogna dire che per essere un ricamo bisogna avere una buona trama, quello sì, quindi anche delle buone mani che ci lavorano, ma i fili a cui non rinuncerei sono essenzialmente la preghiera in coro, celebrata, cantata, e poi appunto la comunità, l'essere insieme. Si è monache, monaci, perché si è insieme, non si può essere monaci da soli. Quindi i due fili a cui non rinuncerei sono la preghiera e l'essere appunto in comunità, insieme, in relazione appunto. Spero di aver fatto un po' di sintesi, di avervi fatto vedere qualche scorcio, questo è uno scorcio del nostro chiostro, di aver risposto alle domande. Vi auguro una buona giornata, delle relazioni intense, e se magari passate per Fabriano vi aspetto. Ciao! Come ogni buon ricamo si riconosce dal retro, dove si possono vedere tutti i nodi e il lavoro, così la vocazione monastica è un po' il retro della bellezza delle vocazioni nella Chiesa, nascoste ai più, ma tuttavia presenti e necessarie. Ringraziamo allora il Signore per il dono della vita monastica, preghiamo per quanti il Signore ha chiamato a questa vocazione e chiediamo insieme che non manchino ancora nella Chiesa giovani, uomini e donne che scelgono la via della vita monastica.